Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. Search the world for treasure, learn science, technology. Where can you begin to make your dreams all come true on the land or on the sea? Where can you learn to fly, play in sports or skin dive, study oceanography? Sign up for the big band or sit in the grandstand when your team and others meet. In the Navy, yes, you can sail the seven seas. In the Navy, yes, you can put your mind at ease. In the Navy, come on now, people, make a stand. In the Navy, can't you see we beat ahead? In the Navy, come on, protect the motherland. In the Navy, come on and join your fellow man. In the Navy, come on, people, and make a stand. In the Navy, in the Navy, in the Navy. They want you, they want you, they want you as a new recruit. They want you, they want you, they want you as a new recruit. If you like adventure, don't you wait to enter the recruiting office fast. Don't you hesitate, there is no need to wait. The signing up will seem fast. Maybe you are too young to join up today, but don't you worry about a thing. For I'm sure there will be always a good Navy protecting the land and sea. In the Navy, yes, you can sail the seven seas. Yes, you can put your mind at ease. Come on, people, and make a stand. In the Navy, can't you see we beat ahead? In the Navy, come on, protect the motherland. In the Navy, come on and join your fellow man. In the Navy, come on, people, and make a stand. In the Navy, in the Navy, in the Navy, in the Navy. They want you, they want you, they want you as a new recruit. Who, me? They want you, they want you, they want you as a new recruit. But I'm afraid of water. Hey, look, man. I get seasick even watching it on the TV. They want you. Oh, my goodness. They want you. What am I going to do in a submarine? They want you. They want you. Ed era il 1979 quando i Village People incidevano In the Navy. Questa tra l'altro è la versione originale che dura più di 5 minuti. Noi naturalmente non potevamo mandarvela tutta quanta, se no diciamo ci perdevamo per strada. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buon pranzo, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e questa naturalmente è la puntata di oggi, martedì 26 di agosto dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono
Liberamente del direttore Giovanni Sallusti, le onde libere di Giulio Cainarca, domani ci sarà la supposta, e poi ancora i videopillole, interventi vari ed eventuali e molta altra bellissima roba ancora, signore e signori. Voglio salutare in plancia comando i nostri immensi, come sempre, Francesco e Simone, poi a l'una faremo come al solito il cambio dei macchinisti a Napoli Piazza Garibaldi, salirà in comando la nostra Natalia e naturalmente vi ricordo i nostri recapiti 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure se volete telefonare da questo momento il telefono è aperto 0292 94 7222 e noi saremo Sava Sandir a vostra più completa disposizione, signore e signori. Diamo un'occhiata alle agenzie. La DN Kronos, Israele blocchi nuove proteste dai parenti degli ostaggi, a Gaza altri 20 morti dall'alba. Ancora gli USA, Trump licenzia la governatrice della Fed, Lisa Cook, ma lei non ci sta, non può farlo, resto. Terremoto stamattina all'alba al largo di Trapani, al largo delle Egadi, la scossa nel Tirreno meridionale, magnitudo 4,7 ovest delle isole Egadi. Ancora, Botulino, sequestrati dai NAS oltre 600 kg di conserve e succhi a rischio. Nell'ambito della campagna di prevenzione e sicurezza alimentare State Tranquilla 2025, nei guai un'azienda agricola del Bolognese. Napoli, cadavere trovato in strada, un uomo di 50 anni. Maltempo, oggi 26 di agosto, allerta meteo gialla per temporali, regioni a rischio, ma abbiamo 2 telefonate. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Michele, ciao, dimmi. Bonjour, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va bien? Oh là là. Très bien, très bien. Vai pure col punto perché dietro di te ce n'è un altro, vai pure. Ok, il punto di Michele Caruso su Radio Libertà da Talk Radio. Dunque, questa crisi Italia-Francia non esiste se non su di un piano formale e dunque non ha sostanza. È un jacuzza diplomatico di prim'ordine, parola dello storico Jean-Pierre Darny, che in un'intervista spiega Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron ormai si sono parlati in incontri bilaterali, la settimana scorsa erano entrambi a Washington, fanno parte di un club ristretto che affronta l'attualità internazionale, hanno in comune la volontà di sostenere l'Ucraina pur se con posizioni un po' diverse. Salvini fa finta di non saperlo e provoca. Docente alla LUISS all'Università della Costa Azzurra, nonché studioso e profondo conoscitore delle relazioni che intercorrono fra Roma e Parigi, Berni spiega che Macron con la convocazione dell'ambasciata italiana fa il gioco di Salvini che politicamente non ha molto spazio, ma se gli danno retta si crea il caso. Infatti in un fine agosto senza tante notizie in media la vicenda ha preso grande spazio. Si è visto che sui giornali si ricorda la crisi di questi anni tra Italia e Francia, osserva Darny, il botta e risposta di questi giorni non ha nulla a che vedere con la crisi del 2018-19, ai tempi del governo dei 5 Stelle e della Lega, con Salvini nel ruolo dell'anti-Macron, ma anche il presidente francese all'epoca si poneva nel contesto della campagna per le europee come argine d'Europa di Orban e Salvini come antipopulista. E vado a concludere, poi è chiaro che Salvini cana su un fondo antifrancese antico da supernazionalista, ha ripreso ormai da anni l'antifrancesismo che affonda nell'Ottocento, poi con il Conte tutto cambiò. Nella vicenda di questi giorni, a differenza di quegli anni, non ci sono veri problemi, sottolinea Darny, tra l'altro autore del libro Transalpini, le relazioni tra Francia e Italia, il rilancio del gioco europeo. E dunque c'è una crisi vera con posizioni totalmente diverse, c'è una questione di stile, una questione di fondo, che era il tema dell'immigrazione, poi la visita di Di Maio ai gilet gialli, la critica della politica francese in Africa, insomma temi sostanziali. Oggi no, Italia e Francia sono molto allineate nel contesto attuale, pur con sfumature diverse, e dunque nel quadro di un accordo di sicurezza in Ucraina è disposta a mandare soldati insieme alla Gran Bretagna, mentre l'Italia non intende fornire truppe in un eventuale dispositivo di sicurezza. L'Italia è più pacifista e dunque
non vuole inviare truppe, ma fornisce sostegno in altro modo. Salvini in questa mossa occupa uno spazio politico e gestisce una questione interna alla maggioranza, getta benzina sul fuoco, vuole creare una divergenza dove non esiste. Insomma, è tutta una questione che ruota intorno a questa querela. Si dice che effettivamente vedere un ministro che fa dichiarazioni del genere contro il capo di Stato francese è come se un ministro francese con l'Italia che non vuole inviare truppe, avesse detto rivolto a Mattarella, si metta fiori nei suoi fucili e faccia il figlio dei fiori. Certamente gli italiani sarebbero così inalberatisi. Salvini raddoppia Macron per maloso, si tace la Meloni, italiani sulla querela Salvini-Macron, la forza delle idee vince sempre sulla violenza delle parole. Un tuo commento sarebbe gradito nel punto di Michele Caruso. Da Michele Caruso, grazie e buona giornata. Grazie Michele, ma guarda, molto semplicemente, io non credo che Salvini voglia spaccare il governo, semplicemente ha sentito l'esigenza di dire in maniera molto semplice ma chiara quello che è il pensiero di tanti, punto, molto, molto chiaramente e molto semplicemente. Detto ciò, la Meloni sta cercando di proporre questa soluzione alternativa sull'Ucraina, addirittura un intervento entro le 24 ore in caso di attacco russo, il tipo di articolo 5 della NATO, la falsa riga del modello articolo 5 della NATO, eccetera, eccetera, eccetera. Vedremo che cosa succederà. Resta il fatto che guai a quel governo dove non c'è un sano dibattito e mi pare che in questo momento il sano dibattito ci sia, quindi il governo è vivo, vegeta e sta bene. Altra telefonata, pronto chi è là? Ciao, sono Marco da Settimo Torinese. E allora? Come stai? Io bene, Come tu? stai? Io Io bene. anche abbastanza, malgrado tutti i miei acciacchi sto abbastanza bene oggi. Comunque, siamo arrivati alla penultima dedica, che è Triangolo di Renato Zero, Sì. dedicato a Giorgia, Raffaele e Ursula. Allora, facciamo una cosa, siccome io oggi sono stretto con i tempi perché ho un lungo faccia a faccia, domani Se questa vuoi sarà la canzone. domani. Sarà la canzone di apertura della puntata di domani, va bene? Va bene. E la motivazione è che Giorgia, per salvare il cadreghìn di Raffaele, si è astenuta sulla Ursula. Mi pare giusto. Perfetto, direi. Va Grazie. bene. Triangolo domani. Ciao carissimo. Se ci sono delle zappe 340 670 9659 oppure se volete ancora telefonare 029294 7222 che poi io non la darei la croce addosso a Salvini, la croce ce l'ha secondo me un signore che ormai politicamente parlando è bollito, ma bollita alla grande, soprattutto non ha assolutamente il buon sapore dell'eccellente bollito che fanno in Piemonte col bagnette verde e che vi invitiamo ad assaporare, è vero, io me lo sogno la notte, peccato che non lo possa mangiare per adesso, ma questo è un altro paio di maniche. Ecco, il bollito si chiama Macron, per cui voglio dire, uno che ogni minima cosa va convocando, è l'ambasciatore americano, è l'ambasciatore italiano, e qua e là e ticchiete e tacchete, insomma qua va a ricordare vecchie fiabe tipo La principessa sul pisello e roba di questo genere, no? Che francamente lasciano il tempo che trovano. A proposito del tempo, andiamo a vedere che tempo fa, ladies and gentlemen. Maltempo oggi 26 di agosto, allerta meteo gialla per temporali, le regioni a rischio, si tratta di Molise, Basilicata, Abruzzo, in particolare la zona del bacino dell'Alto Sangro. Signore e signori, state un po' a sentire che cosa succederà nelle prossime ore. L'inizio della settimana sarà caratterizzato da tempo in prevalenza stabile, con cielo poco nuvoloso quasi ovunque, a eccezione dei soliti temporali di calore sui rilievi interni. Federico Brescia, meteorologo del meteo.it, conferma una nuova e intensa fase perturbata da giovedì 28 per l'avvicinamento dell'ex uragano Erin. Già da mercoledì 27 agosto l'avvicinamento di Erin al continente richiamerà un flusso d'aria molto calda e umida proveniente dalle latitudini subtropicali.
che investirà in particolare centro-sud e isole maggiori, dove le temperature saliranno fino a toccare i 40 gradi. Al nord, al contrario, si vedrà un cambiamento radicale con l'inizio di una fase di maltempo intenso nel corso del giorno, condizioni meteo che peggioreranno ancora da giovedì 28 agosto. Piogge e temporali sul nord Italia, in particolare Liguria e Piemonte, che potranno portare anche ad alluvioni lampo. Quindi sarà un'Italia divisa in due, nord, centro-nord sotto l'acqua, sud Italia ancora al caldo. Vediamo allora le previsioni, signore e signori. Diamo una occhiatina alle previsioni. Intanto che ora si è fatta? Le 12:18 minuti e 41 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Ecco qua nel dettaglio. L'estate non è finita, sempre la DN Cronos, la fase di maltempo attesa al centro-nord da giovedì a martedì e in parte sabato al sud non fermerà la voglia di vacanze. Dal 3 settembre dovremo assistere a un generale colpo di coda dell'anticiclone delle Azzorre che riporterà condizioni soleggiate e gradevoli ovunque per più giorni. Un anno fa agosto finì senza piogge estreme e con un caldo record. Quest'anno l'ultima settimana del mese dedicata ad Augusto sarà estrema per colpa di Erin, l'uragano che ha attraversato 2 volte l'Atlantico. È partito da Capoverde, ha raggiunto i Caraibi, poi lambito le coste orientali degli Stati Uniti e Canada, la Groenlandia e l'Islanda, prima di raggiungere indebolito l'Irlanda. Dopo 13.000 chilometri percorsi, dopo 2 traversate atlantiche, Erin riuscirà comunque a creare caos sul nostro paese durante quest'ultima settimana di agosto. Nel dettaglio, martedì 26, al nord prevalenza di sole, specie da metà mattina. Al centro in gran parte soleggiato, al sud temporali forti sugli Appennini, caldo. Mercoledì 27 al nord peggiora su Alpi, Prealpi, medio-alte pianure con temporali forti. Al centro gran parte soleggiato, più nubi sulle Tirreniche, caldo. Al sud soleggiato e molto caldo. Giovedì 28 al nord forte maltempo con abbondanti precipitazioni. Al centro peggiora in Toscana con rovesci forti, nubi e caldo altrove, caldo. Al sud soleggiato e molto caldo. Tendenza. Peggiora anche sul resto del centro e su parte del sud fino a sabato con piogge e temporali. E per il momento le previsioni dell'aeronautica, no, queste sono del meteo.it, dove il fa la differenza, che come sapete è il nostro fornitore del meteo qui sulle nostre magiche onde di Radio Libertà, alle 12:20 minuti e 54 secondi. Se avete voglia di dire la vostra, 029294 7222 oppure 340 670 9659. Un'occhiatina anche sull'ANSA, sempre l'apertura, nuovi attacchi a Gaza, 24 morti, mobilitazione per gli ostaggi, autostrada bloccata a Tel Aviv, come vi dicevamo stamattina dalla BBC. Medio Oriente, i patriarchi Pizzaballa e Teofilo, non evacueremo da Gaza. Stati Uniti, Trump caccia la governatrice Lisa Cook dalla Fed. L'Ucraina, Merz, Putin accolga l'offerta di incontro con Zelensky e ci sarà nuova pressione. Lo spazio e l'astronomia, l'immagine da record di un brillamento solare, la più nitida ottenuta col più grande telescopio solare terrestre. Poi ancora, sequestrati dal NAS 674 kg di conserve a rischio botulino. Nei guai un'azienda bolognese sospesa l'attività di produzione. Tra l'altro oggi è la giornata mondiale del cane, la taglia media è la più diffusa, Black e Stella i nomi frequenti. L'ANSA, tra l'altro, ha battuto qualche minutino fa questa notizia. Media, USA e Russia hanno discusso diversi accordi energetici nei colloqui a margine dei negoziati sull'Ucraina. Funzionari USA e russi hanno discusso diversi accordi energetici a margine dei negoziati di questo mese per la pace in Ucraina. Scrive la Reuters Online citando 5 fonti a conoscenza dei colloqui, secondo cui gli accordi sono incentivi per incoraggiare il Cremlino ad accettare la pace. I funzionari hanno discusso della possibilità che ExxonMobil rientri nel progetto russo di petrolio e gas Sakhalin 1
ed è stata aperta anche la possibilità che Mosca acquisti attrezzature USA per i suoi progetti di gas naturale liquefatto, come l'Arctic LNG2, soggetta a sanzioni. Un'altra idea è che gli USA acquistino da Mosca navi rompighiaccio a propulsione nucleare. Ancora, appunto, vi dicevo del sequestro operato dai NAS, centinaia di vasetti di vetro già utilizzati più volte, in alcuni casi ancora sporchi, che schifo, pronti ad essere nuovamente riempiti. Numerosi contenitori di confetture autoprodotte privi di etichette e non conformi, oltre 1500 vasetti e bottiglie di confetture e succhi di frutta in larga parte privi di etichettatura, che risalivano agli anni 2010, 2012 e 2018. E quanto hanno scoperto i NAS di Bologna, in un'azienda agricola della provincia, attiva nella produzione e vendita, scusate un attimo che mi è apparso al solito, oddio mio, ma si può perdere tempo con queste pubblicità stupide, questo addirittura calcolo del quoziente intellettivo. Dicevamo, un'azienda agricola della provincia attiva nella produzione e vendita di confetture e succhi di frutta. L'ispezione è avvenuta durante una serie di recenti controlli nell'ambito della campagna di prevenzione e sicurezza alimentare Estate Tranquilla 2025, disposta dal Comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma e intensificata a seguito degli ultimi casi di botulismo. Le verifiche nell'azienda bolognese inoltre hanno consentito di riscontrare la totale inadeguatezza delle procedure di pastorizzazione adottate, tali da non garantire la sicurezza delle conserve e da esporre i consumatori al rischio di sviluppo della tossina botulinica. Gli ambienti di lavorazione e stoccaggio sono stati trovati dai carabinieri in condizioni igieniche precarie, caratterizzate dalla presenza di sporcizia, polvere, ragnatele, guano. All'esterno della struttura, poi, i militari hanno inoltre accertato la preparazione di passata al pomodoro in un paiolo di rame arrugginito, mamma mia, alimentato con legname di pallet dismesso. Al termine del controllo, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo 674 kg di confetture e succhi di frutta per un valore stimato di oltre 15.000 euro. Dell'esito dell'ispezione è stata informata l'AUSL, che ha disposto l'immediata sospensione dell'attività di produzione, stoccaggio e commercio di conserve alimentari, quantificata in circa 150.000 euro. Per le violazioni accertate sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro. Mamma mia, mamma che estate, signore e signori, che estate. Quella record delle sofisticazioni alimentari comunque fu quella del 1973, che addirittura finì in un famoso sketch con Loretta Goggi e la buonanima di Alighiero Noschese. Le 12:26 minuti e 8 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto con Antonino Danna. Noi tra poco avremo la pausa, vi dico anche che bel pezzo andremo ad ascoltare, Nada, amore disperato del 1983, poi dopo al rientro avremo un colloquio con il faccia a faccia col professor Ruben Razzante, esperto di diritto dell'informazione, insomma un profondo conoscitore del sistema mediatico di questo paese, che ci racconterà come e perché in questo benedetto paese ormai c'è un cortocircuito tra i giudici e i giornalisti, che ha portato a queste, come possiamo dire, a queste pubblicazioni continue di chat e indiscrezioni sullo scandalo appunto sullo scandalo, presunto scandalo insomma edilizio in quel di Milano, che però hanno portato per adesso al fatto che gli imputati, c'era stato qualcuno anche arrestato, mandato ai domiciliari, sono tutti a piede libero. E vedremo insomma che cosa pensarne. L'altro faccia a faccia è un faccia a faccia che si occuperà di Africa, e parleremo con la professoressa Anna Bono sia della educazione sessuale in Sudafrica, che sta creando problemi su problemi, che anche di quel signore del Mali rifugiato in Italia, il quale ha ben pensato di entrare all'aeroporto della Malpensa qualche giorno fa, armato di
un martello e una bottiglietta con dentro mezzo litro di benzina, prendere a martellate gli schermi del Terminal 1, no? Degli imbarchi del Terminal 1, del check-in del Terminal 1 e dar fuoco anche a un banco check-in. E vedremo anche qui che cosa avrà da dire la professoressa Bono su tutto questo sistema dell'accoglienza, questo sistema, come lo potremmo definire, della bontà, diciamo così. Bontà di qua, bontà di là, poi quello, siccome non l'avevano imbarcato con un passaporto falso per l'Arabia Saudita, è tornato l'indomani a fare questo gesto, diciamo così. Vabbè, lasciamo stare, le 12, 28 minuti e 44 secondi, sempre se avete qualche zappa da mandarci, 340 670 9659, noi le accogliamo, le riceviamo, è vero. Oppure abbiamo ancora 1 minuto e mezzo circa, 0292947222 per le vostre telefonate, ladies and gentlemen, altrimenti noi tra un po' passiamo direttamente a occuparci. Ecco qua, fermi tutti, vediamo un po' che cosa mi dice questo nostro amico o questa nostra amica. Paiolo di rame arrugginito. Aspetta un attimo. Quando mai il rame arrugginisce? Solo il ferro arrugginisce. Beh, comunque sarà un paiolo di rame sporco da fare schifo, almeno questo, me lo potrai consentire, no? Almeno questo. Va bene. Pausa e ci sentiamo adesso. Nada, Amore disperato 1983. Torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà l'amore disperato. Dopo quella volta lei lo perse di vista, disperato lo aspetta ogni sera il sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo, quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando.
e tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà l'amore disperato. La chiamavano il pulcino di Gabbro, quella era l'epoca in cui c'era l'aquila di Ligonchio, che era, come si chiama? Oddio santo, Iva Zanicchi. Poi c'era il pulcino di Gabbro, che era appunto Nada Malanima, e poi ancora la tigre di Cremona, Milva, e poi non mi ricordo più. Comunque, un'epoca in cui si davano questi soprannomi giornalistici e si millantavano tutta una serie di rivalità che poi alla fine non c'erano mai state, molto probabilmente. E allora, alle 12:34 minuti e 35 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Capitaneria di Porto. Oggi è martedì 26 di agosto e naturalmente andiamo verso la fine di questa edizione di Capitaneria di Porto. In particolare chiuderemo i battenti venerdì 29, poi dopo naturalmente la Capitaneria riaprirà i battenti a Dio piacendo la prossima estate e invece Zoom con la sua sesta stagione tornerà il 22 di settembre, quindi vi si aspetta tutti numerosi come sempre. Diamo ancora un'altra occhiatina alle agenzie, abbiamo ancora qualche minuto. Vi ricordo come sempre il telefono 0292947222. Oggi per la lunghezza del faccia a faccia con la professoressa Bono non ci sarà il mercatello, lo ritroveremo domani. Domani parleremo di un grande classico appunto del rientro degli italiani, e cioè l'aumento che ti trovi quando arrivi a casa. Già cominci a beccartelo sull'autostrada quando arrivi al casello a Melegnano o chissà dove, ti trovi quella percentuale in più e così via. E naturalmente, mentre noi aspettiamo eventuali vostre telefonate, diamo un'occhiatina anche all'Aggi, già che ci siamo. Aggi.it. Eccoci qua. Caccia all'uomo in corso, 2 agenti uccisi in una cittadina australiana, signore e signori. Trump, la guerra a Gaza finirà entro 2-3 settimane. Il presidente USA, fermeremo questa guerra, ho parlato di nuovo con Putin. Zelensky è un grande venditore. Ancora, i bimbi di Gaza come gli ucraini, Lady Erdogan scrive a Melania Trump. Raid su un ospedale a Gaza, 20 morti, tra cui 5 giornalisti. Perché il 26 di agosto si festeggia la giornata del cane. Perde le fedi nuziali, il marito le ritrova rovistando in una discarica. Non sarà recuperato il corpo di Luca Sinigaglia sulla vetta del Pic Poveda, lo sapete, Pic Poveda, questa montagna affrontata da questo eroe, signore e signori, da questo eroe che è stato Sinigaglia, questo grande alpinista che ahimè purtroppo è morto e naturalmente resterà lassù insieme alla montagna che tanto ha amato. Woody Allen prova a giustificarsi, Putin ha torto, settembre in salita per Bayrou, voto di fiducia non scontato l'8 di settembre. Il nuovo look di Carlos Alcaraz non piace quasi a nessuno.
Ecco cosa pensava la regina Elisabetta di Donald Trump, e poi donna trovata morta nella vasca da bagno, il RIS è sul posto. Cosa pensava Sua Maestà di Donald Trump? Il tabloid The Sun riporta le confidenze di un autore esperto di questioni reali. La regina ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Trump 2 volte durante il suo regno e lui ha descritto l'incontro con lei come uno dei momenti salienti del suo mandato. Tuttavia il sentimento non era reciproco. La sua prima visita presidenziale nel Regno Unito è del 18, quando una delle condizioni imprescindibili era che avrebbe preso il tè con la regina, che lui definì una donna incredibile. Trump volò in Gran Bretagna per partecipare a un banchetto di Stato a Buckingham Palace e a un incontro al castello di Windsor, dove ispezionò la guardia d'onore, ma secondo quanto riferito la regina Elisabetta lo trovò scortese e il suo matrimonio bizzarro. Tuttavia, se Elisabetta II era abituata ed educata al rispetto rigido del cerimoniale, Trump è uomo di finanza dai modi molto più rapidi. La differenza è abissale e che le visioni fossero diverse non stupisce. Altro errore segnalato è stato quello di Trump, che l'ha fatta aspettare sul palco dei saluti arrivando in ritardo. In un video virale dei due al castello di Windsor nel 18, Trump ha goffamente superato la regina prima di fermarsi proprio davanti a lei, mettendosi al centro della scena. Tuttavia, lo scrittore Robert Hardman, esperto di questioni reali, afferma che i membri della famiglia reale presenti all'evento sostengono che la regina non si è affatto irritata. Invece, per quanto riguarda la visita del 2019, Trump, parlando a un canale televisivo statunitense, ha detto: "Ho un ottimo rapporto con la regina, abbiamo riso e ci siamo divertiti". Il suo entourage ha detto che non si divertiva così tanto da 25 anni. Poi sono stato criticato perché hanno detto che ci stavamo divertendo troppo. Trump ha elogiato la regina definendola donna straordinaria, che ha ispirato la Gran Bretagna a vincere la Seconda Guerra Mondiale. Veramente l'ispirò suo padre con Churchill, mentre partecipava al fastoso banchetto di Stato. La regina aveva poi offerto un pranzo a Trump e alla moglie Melania per accompagnarli in una visita guidata a Buckingham Palace, dove aveva offerto loro regali scelti con cura. Ma adesso diamo la parola al nostro primo faccia a faccia, con noi il professor Ruben Razzante, esperto di comunicazione, di diritto dell'informazione, professore e contributor per alcune delle più importanti testate nazionali. Parliamo di questo cortocircuito tra i giudici e l'informazione. Che cosa è successo a Milano? Ce lo racconta lui. Andate pure, ragazzi. E allora io quest'oggi ho il piacere di ritrovare un gradito ospite, il professor Ruben Razzante, docente di diritto dell'informazione all'Università Cattolica di Milano, nonché editorialista di importanti testate nazionali. Allora, professore carissimo, bentornato, ben trovato. Sulla nuova bussola quotidiana io leggo un articolo che mette non il dito, tutto il braccio fino alla spalla nella piaga. Inchieste milanesi, si scatena il circo mediatico giudiziario. Mentre il Tribunale del riesame rimette in libertà tutti e 6 gli indagati, su Stampa e TV vengono pubblicate intercettazioni e conversazioni private diffuse dall'accusa. Una gogna mediatica inaccettabile, un rapporto perverso tra procure e organi di informazione. Ma una volta non si diceva che il magistrato parla solo attraverso le sue sentenze? Ma qui che siamo ormai? Allo show dopo Tortora? Innanzitutto un saluto a Ben lei e trovato. ai radioascoltatori, bentrovati. Guardi, certamente la situazione è sfuggita di mano e degenerata. I magistrati dovrebbero parlare sempre e solo attraverso le sentenze, ma purtroppo da molti anni, sicuramente da Tangentopoli in poi, hanno deciso di portare avanti un'altra strada, di percorrere un altro percorso, che è quello della, diciamo, spettacolarizzazione delle inchieste, delle decisioni che prendono, delle sentenze che pronunciano, e questo purtroppo va a scapito di un principio costituzionale fondamentale, che è quello della presunzione di innocenza, sancito all'articolo 27 della Costituzione. In altre parole, quando parte un'inchiesta si finisce subito nel tritacarne mediatico, anche quando magari si è del tutto innocenti,
ma la reputazione viene fin da subito compromessa, perché la verità che viene raccontata ai giornali non è la verità che esce da un processo, perché i tempi del processo sono molto lunghi e prima che inizi il processo ce ne vuole, ma è la verità dell'accusa, cioè è la verità di coloro i quali spesso con degli obiettivi extragiudiziari puntano a colpevolizzare fin dall'inizio soggetti che hanno dei ruoli pubblici, mettendoli in cattiva luce agli occhi dell'opinione pubblica. Ecco appunto, la cosa più, diciamo, pesante di questa vicenda, poi parleremo naturalmente del ruolo del magistrato, tutto quello che vuole, ma la cosa più pesante, più scioccante se vogliamo, il modo in cui tutte queste conversazioni private, che essendo private sono anche al di fuori di un contesto, perché io sono pronto a scommettere che se domani venissero fuori delle conversazioni private tra me e un amico, tra lei e un suo amico, cioè nel privato è normale che noi tutti ci si lasci andare a determinate considerazioni, o che comunque ci sia un contesto sotteso che si basa sulla conoscenza delle persone, l'intimità, l'amicizia. Una volta si diceva la complicità, non lo diciamo in questo caso, se no sembra che stiamo dicendo che sono complici. No, stiamo parlando di simpatia, vicinanza tra le persone. Ecco, qui ormai è saltato completamente il concetto di privato, ma allora, voglio dire, come si può accettare una cosa del genere? Soprattutto, com'è possibile che tutto sto materiale vada a finire sui giornali? Perché a questo punto, malgrado riforme, malgrado questo, malgrado quello, qua è un colabrodo dove chi entra trova la qualunque. Com'è sta storia? Esiste un evidente cortocircuito mediatico-giudiziario con dei patti neppure troppo sotterranei tra alcune procure e alcune testate giornalistiche che vivono di questo, cioè vivono della divulgazione inopportuna di particolari di vita privata di personaggi pubblici che nulla aggiungono alla narrazione delle vicende e che quindi finiscono per mettere in cattiva luce, ripeto, soggetti che devono ancora essere giudicati in tribunale ma che vengono già crocifissi sui giornali. E queste sono violazioni della privacy rispetto alle quali ci vorrebbe davvero una presa di posizione molto netta, non solo come è accaduto per fortuna da parte delle camere penali, da parte dei penalisti che hanno assunto delle posizioni molto nette, dal mio punto di vista pienamente condivisibili, ma anche da parte dei vertici dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa, che svolgono un ruolo molto prezioso per la difesa della libertà di informazione, ma in questi casi dovrebbero essere pronti a fare anche un po' di autocritica e quindi a mettere in evidenza quelle che sono le storture della narrazione quotidiana delle vicende giudiziarie, con dei soggetti appena indagati che vengono già trattati da colpevoli, con tutto ciò che ne consegue in termini di peggioramento della loro reputazione. Ecco, io penso che questa è una delle classiche questioni sulle quali non conta il colore politico, perché oggi può capitare a te, domani può capitare a me, oggi può capitare alla sinistra, domani può capitare alla destra, ma è un meccanismo perverso che la destra e la sinistra unite dovrebbero impegnarsi a disarcionare, dovrebbero impegnarsi a modificare. Quindi questa è una delle riforme bipartisan che dovrebbe essere fatta, quella di mettere al centro la presunzione di innocenza. Chiunque finisca nel tritacarne mediatico e chiunque dovesse essere poi coinvolto in inchieste giudiziarie, e tutti dovrebbero essere garantisti almeno fino alla chiusura delle indagini, quindi al rinvio a giudizio, dopodiché si può valutare se durante il processo emergono dei particolari di un certo tipo che possono orientare la valutazione dei lettori, ma fino ad allora è tutta fuffa, cioè sono tutte rivelazioni che finiscono per
violare la privacy delle persone coinvolte, anche delle persone collegate, i familiari, i congiunti, eccetera, alle persone coinvolte, senza raccontarci nulla di certo. Sono tutte accuse, un impianto accusatorio che può sciogliersi come neve al sole, come è spesso accaduto in tante inchieste. Ecco, io ho qui una dichiarazione nel suo pezzo dell'avvocato Federico Riboldi, segretario delle Camere Penali di Milano. Se di fronte a provvedimenti come quelli del Tribunale del Riesame non si riesce più neanche a fermarsi un momento per considerare che forse l'impostazione della procura può essere sbagliata, ma anzi si mettono in piazza altre chat che proprio quel giorno vengono depositate dai PM, significa che c'è una disaffezione totale verso quel principio costituzionale che è appunto la presunzione di innocenza. Ma la cosa più grave, io la sposto un attimo sul tema tecnico, professore, parliamo un attimo di giornalismo. Mi pare che qui si stia abdicando però alla funzione del giornalismo, che è anche quella di spiegare ciò che accade. Cioè, qui sono venute fuori tutta una serie di intercettazioni, sono state pubblicate, dopodiché si dice questo è quello che si scrivevano, fatevi voi la vostra opinione. E mi sembra la classica foglia di fico, perché se tu prendi una conversazione, la decontestualizzi da quello che le due persone si stanno dicendo, perché facciamo un esempio. Supponiamo che ora siamo io e lei seduti davanti al bar in un bel paese del meridione d'Italia e ci stiamo bevendo una Coca-Cola, va bene? A un certo punto passa un nostro comune amico, Peppino, chiamiamolo Peppino. Passa Peppino, saluta, allora lei dice, quello è un furbacchione. E io rispondo, sì, quello lì bisognerebbe dargliele col bastone di legno, altro che... E ridiamo. Ora, noi ridiamo perché magari sappiamo che Peppino è un tipo simpatico, è un tipo che combina sempre scherzi, è un tipo divertente. Ma in un'intercettazione che è per iscritto, tutta questa intonazione e, ripeto, il rapporto di confidenza che ci può essere tra noi tre non risulta e quindi diventa razzante. Ah, guarda, sta passando Peppino, quello lì, danna, bisognerebbe dargliele col bastone in testa. Ecco qua, i fascisti manganellatori. Cioè, automaticamente io posso anche titolare così, non sapendo assolutamente niente. Dice, Danna e Razzante progettavano di malmenare uno che passava per strada. Poi può diventare anche questo. Allora la domanda è, dov'è che è finito il giornalismo? Quel meccanismo che lei ha descritto e che è molto diffuso, cioè quello di interpretare in modo assolutamente spericolato e arbitrario conversazioni private che decontestualizzate non hanno nessun significato e non possono svelare alcuna verità, è proprio il meccanismo che viene usato scientemente da alcune procure per colpevolizzare dei soggetti, dei bersagli predeterminati, perché loro sanno che nel privato e nelle chiacchiere private vengono fuori frasi a volte equivoche che possono prestarsi a interpretazioni di questo tipo. Il giornalismo finisce quando pretende di anticipare in chiave colpevolista l'esito di indagini ancora in corso, ma questo lo dice la Cassazione in molteplici sentenze sulla diffamazione, lo dicono i codici deontologici dei giornalisti che raccomandano l'applicazione del principio di essenzialità, pubblicare solo ciò che è essenziale, senza indulgere al sensazionalismo, senza studiare la vita delle persone dal buco della serratura, senza spiare attraverso chat private. Tutto questo è già scritto, ma non viene fatto rispettare. Quindi il problema non è che non ci sono regole, il problema è che non vengono rispettate le regole che ci sono, sia quelle giuridiche che quelle deontologiche. Perché questo succede? Perché probabilmente ci sono delle convenienze a che succeda e c'è diciamo l'utilizzo dell'arma giudiziaria anche
sul terreno della politica per sconfiggere degli avversari, e in questo caso più generale di Milano, ma questa poi è una mia personale interpretazione, c'è anche un qualcosa di territoriale, c'è anche una rivincita del cosiddetto potere romano rispetto alle eccellenze del nord, che quindi colpendo eccellenze del nord in qualche modo si riabilita agli occhi dell'opinione pubblica e dice: ma poi non era tutto oro quello che luccicava al nord, in fondo tutto il mondo è paese, ecco. Quindi in questa azione di screditamento del nord, che era già cominciata durante la pandemia con la criminalizzazione della regione Lombardia da parte dell'opinione pubblica nazionale, orchestrata dai giornali più importanti, adesso sta ritornando con questo discorso delle inchieste milanesi. Poi io francamente non ho letto le carte, non so cosa c'è di vero, cosa c'è di falso, non so se sono colpevoli, se devono dimettersi o non devono dimettersi. Io qui sto analizzando uno scenario che è assolutamente uno scenario drogato da altri interessi extragiudiziari, che sono interessi economico-finanziari, sono interessi politici, sono interessi proprio di leadership nazionale che una parte del paese pretende di rivendicare nei confronti del nord, agevolata dal fatto che questo attuale è un governo centralista, un governo statalista, è un governo che fa, diciamo, soprattutto gli interessi di alcune aree del paese che non sono quelle del nord. Senta, ma in tutto questo l'ordine dei giornalisti che cosa fa o dovrebbe fare, visto che abbiamo parlato di regole deontologiche che non sono state rispettate? Nel 2012 c'è stata la riforma dei consigli di disciplina per le professioni intellettuali, quindi ora anche l'ordine dei giornalisti ha i suoi consigli di disciplina che giudicano i giornalisti, quindi formalmente l'ordine dei giornalisti, al pari degli altri ordini, ha perso la competenza disciplinare, che è andata nelle mani dei consigli di disciplina, ma i consigli di disciplina sono comunque composti da giornalisti, sono nominati dal presidente del tribunale competente per territorio, e i nominativi sono selezionati dall'ordine dei giornalisti, e lo stesso ordine dei giornalisti, pur avendo perso la competenza disciplinare, ha il potere di segnalare ai consigli di disciplina situazioni spiacevoli o di possibili violazioni. Quindi non vedo perché in alcune circostanze alcuni consigli regionali dell'ordine non possano segnalare ai consigli di disciplina competenti per territorio le condotte quantomeno discutibili di alcuni cronisti giudiziari che si improvvisano poliziotti, detective o addirittura PM, per diciamo tirare delle conclusioni quantomeno affrettate sulla colpevolezza di alcuni soggetti pubblici. Senta, lei nel suo pezzo sottolinea una cosa che io trovo inquietante. Un giudice che dice la verità è collegata al processo. Ora, è chiaro che un processo non cerca la verità con la V maiuscola, cerca la verità il più possibile suffragata da prove, una possibile verità, mettiamola così, che in fondo, se vogliamo, è, come diceva lo stesso Enzo Biaggi, l'essenza del lavoro del giornalista, cioè cerca la possibile verità, non la verità con la V maiuscola, perché tu non usi come pseudonimo Gesù di Nazareth. Allora, assodato che non lo usa nessun giornalista lo pseudonimo Gesù di Nazareth, non dovrebbe usarlo nemmeno alcun magistrato. E come mai invece qui ormai diventa che cosa fatta capo A, e quindi il processo è la verità con la V assoluta? Cos'è che è saltato? Ma una parte della magistratura, anche attraverso esternazioni pubbliche sui propri siti correntizi, quindi sui canali ufficiali, web, social, delle correnti della magistratura, manifesta delle opinioni politiche. E questo, secondo me, è un'alterazione del sistema democratico. Il magistrato non deve esprimere opinioni politiche, tantomeno in interviste sui giornali, e non deve pretendere di essere il depositario della verità, così come non deve pretendere di esserlo il giornalista.
che, come giustamente diceva lei, deve perseguire l'ideale della verità sostanziale dei fatti, cioè quella che è la verità più probabile dopo un'accurata selezione delle fonti a disposizione, un vaglio critico di queste fonti e poi il resoconto giornalistico che rispecchia fedelmente queste fonti. La stessa cosa dovrebbe essere il magistrato, cioè il magistrato al termine delle valutazioni, delle prove processuali dovrebbe, e delle testimonianze, degli interrogatori e delle udienze, eccetera, dovrebbe arrivare a formulare una sentenza che ritiene equa dal punto di vista dell'applicazione della legge, ma senza avere una pretesa dogmatica. Qui siamo addirittura al paradosso che la pretesa dogmatica il giudice ce l'ha ben prima che cominci il processo, addirittura magari presentandosi negli studi televisivi, e questo certamente è un qualcosa di molto grave che finisce per avvelenare il clima sociale, per alterare anche le relazioni tra le persone e soprattutto per mandare in frantumi il diciamo modello di tripartizione dei poteri che si è tramandato nei secoli e che è stato profondamente schiaffeggiato negli ultimi decenni. Senta, per concludere, come se ne esce da questo cul-de-sac? Qual è la cura possibile secondo lei? Ma lo ripeto, io penso che fino a quando la sinistra continuerà a speculare sulle inchieste che vedono coinvolti i personaggi della destra e la destra continuerà a speculare a parti invertite sui guai giudiziari della sinistra, non se ne esce di sicuro. Fino a quando i giornali di destra saranno particolarmente duri nei confronti di personaggi politici della sinistra coinvolti in inchieste e a parti invertite quelli della sinistra si accaniranno contro quelli di destra, non se ne uscirà. Questo deve essere un argomento bipartisan sul quale bisogna richiamarsi alla Costituzione, firmare un patto tra gentiluomini e dire, a prescindere da chi sarà coinvolto nelle inchieste, non si parla delle inchieste fino a quando non ci sono dei riscontri oggettivi in grado di essere dati in pasto all'opinione pubblica per una valutazione quantomeno fondata di situazioni che altrimenti non sarebbero valutabili e non sono valutabili. Quindi un patto tra le varie forze politiche che si impegnano a promuovere una riforma del sistema giudiziario orientato al rispetto della presunzione di innocenza. E in questo patto certamente un ruolo fondamentale deve averlo il mondo dell'informazione, che deve assumersi le sue responsabilità, rinunciare al voyeurismo sfrenato, alla spettacolarizzazione delle notizie e guardare ai diritti della personalità, in questo caso a quelli delle persone coinvolte, degli indagati, dei familiari degli indagati, delle persone che finiscono nel tritacarne mediatico, spesso senza aver fatto nulla, e poi una volta usciti dal tritacarne mediatico sono tramortiti anche sul piano reputazionale, quindi poi finiscono per essere additati come colpevoli, anche se nelle sedi giudiziarie hanno dimostrato la loro estraneità ai fatti. E secondo lei, quasi 35 anni dopo Mani Pulite, siamo maturi per fare questo discorso? Perché io a vedere quello che succede le direi di no. Sicuramente dopo Mani Pulite non c'è stata una fase tranquilla, perché è entrato in politica Berlusconi, che su questo tema è stato il personaggio in assoluto più divisivo, no? Ha addirittura polarizzato la contesa tra toghe e politica, no? O si stava di qua o si stava di là. Quindi sicuramente la presenza di Berlusconi non ha aiutato la risoluzione di questo problema e l'ha probabilmente aggravato, e non per colpa di Berlusconi in questo caso, ma perché ci sono state alcune procure che hanno portato avanti
un disegno politico anche molto, molto chiaro, molto, molto evidente. Ma adesso che non c'è più Berlusconi, che si poteva sperare in un disgelo tra politica e magistratura, mi pare che le cose non siano cambiate molto e che quindi la maturità del nostro sistema democratico sia ancora molto scarsa e si debba davvero ragionare sulla necessità di una riforma di sistema che una volta per tutte elimini queste anomalie delle quali abbiamo parlato. Molto bene, allora noi staremo a vedere se arriverà questa riforma a pulire, a sistemare queste anomalie. Professore, grazie del suo tempo. Grazie a voi e saluto a tutti i radioascoltatori. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Cercherò, mi sono sempre detto, cercherò. Troverai, mi hanno sempre detto troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine. Ed ognuno il suo corpo, chissà cosa chiedere, 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 chiedere. Fammi sognare, poi si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare, lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi l'amore, forte sempre più forte, come fosse l'America. Fammi l'amore, forte sempre più forte, ed io sono l'America. E cercherai, mi hanno sempre detto cercherai, e troverò, ora che ti accarezzo, troverò. Ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due, quando ognuno è per sempre nella sua solitudine. E regala il suo corpo, ma non sa cosa chiedere, 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 chiedere. Fammi volare, lei le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi sognare, lui che scende e che sale, si sente l'America. Fammi l'amore, lei che pensa ad una e si inventa l'America. Fammi l'amore. Antonino, a te la linea. Eccoci No? Antonino. Dico, c'è Simone con te? No, non c'è più Simone.
Ah, in solitaria ti tocca, ho capito, mia cara. Va bene, intanto benvenuta e ben trovata, cara Natalia, buon lavoro. Le 13, 7 minuti e 7 secondi, questa era l'immensa Gianna Nannini con America del 1979, gran pezzo come sempre, grandissimo pezzo, come direbbe il nostro Pier Vittorio Scimia. Ci manca Pier Vittorio, no? Quando lui fa le sue cose, poi lo sanno tutti che Pier Vittorio è il padre di Liliane, è un ragazzo padre, questo noi lo sappiamo insomma da aria fritta, per cui nel frattempo l'ANSA ci dice che l'Unione Europea vuole che sia fatta luce sugli spari alla Ocean Viking. Contattate le autorità libiche e spieghino che cosa è accaduto, signore e signori. L'Europa si incazza, dopo la polizia si incazza, l'Europa si incazza. Abbiamo contattato, scrive l'ANSA, le autorità libiche per chiarire i fatti, è il loro compito dire che cosa è accaduto. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea a proposito dell'incidente che ha coinvolto la nave Ocean Viking della SOS Mediterranea e la Guardia Costiera libica. Stiamo stabilendo i fatti, non siamo ancora alla fase delle possibili conseguenze, ha aggiunto. È attraccata ieri sera al porto commerciale di Augusta, nel Siracusano, l'Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee con 87 migranti salvati in mare in 2 soccorsi. La nave, secondo quanto raccontato dalla stessa ONG, quando si trovava in acque internazionali è stata l'obiettivo per 20 minuti di una sparatoria che ha crivellato lo scafo. La nave, spiegano dalla ONG, è stata avvicinata dalla motovedetta libica che ha illegalmente chiesto di lasciare la zona e dirigersi verso nord. Senza alcun preavviso o ultimatum, 2 uomini a bordo della motovedetta hanno poi aperto il fuoco su di noi. Ora, e vi è andata bene così, perché purtroppo noi l'abbiamo raccontato, ci sono stati equipaggi interi che invece sono andati a finire nelle carceri libiche, dove non vanno per il sottile e non li trattano affatto bene. L'abbiamo raccontato io, il buon Lorenzo Viviani e Paolo Formentini qualche anno fa. La conclusione è molto semplice. Nel mare a sud di Lampedusa, fuori dalle acque territoriali italiane, c'è una nazione che è divisa in 2, che non trova pace da anni, ed è la Libia, grazie alla primavera araba, e questa nazione sta diventando sempre più forse fuori controllo, diciamo così, forse da tenere d'occhio, forse da attenzionare, chi lo sa. Anche questo è un punto di riflessione. 0292947222 se volete intervenire per telefono, oppure 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi. Nel frattempo c'è stata una nuova perizia in appello su Alessia Pifferi, quella gentildonna che aveva lasciato la figlioletta di 18 mesi da sola a casa e se n'era andata per 6 giorni con il fidanzato, compagno, quello che era. Alessia Pifferi era pienamente capace di intendere e volere al momento dei fatti, e la bambina è morta. Lo ha stabilito la perizia disposta nel processo di secondo grado a Milano a carico della donna, condannata all'ergastolo per omicidio volontario aggravato in primo grado per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di meno di 1 anno e mezzo, nel luglio 2022, lasciandola da sola in casa per 6 giorni. Una perizia psichiatrica nel primo processo ha accertato che la quarantenne era capace di intendere e di volere, e poi, su istanza della difesa della la Corte d'Assise d'Appello ha affidato a 3 esperti un nuovo accertamento. Oggi evidentemente la risposta. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Marco carissimo, dimmi. Allora, un ragguaglio sugli usignoli degli anni 60. Sì. Che io sappia, c'era la tigre di Cremona, vabbè, che non era un usignolo, che era Mina. Poi c'era la civetta di Venezia, se non ricordo male. Ah già, Milva era la pantera di Goro, hai ragione, scusami. Ecco, allora, la civetta di Venezia?
e poi c'era la civetta di Venezia che era Patti Bravo, Sì, poi c'era l'Usignolo che era la Berti, sì. se non ricordo male, quindi sono miei ricordi di quando ero bambino. Ebbene, i nuovi mostri, infatti, lei fa la cantante Fiorella, la moglie di Tognazzi, e lei, infatti, è chiamata Lusignolo della Valpadana. Ecco, non mi ricordo, lei è originaria del Parmense, non mi ricordo il suo Sì. paese d'origine, che io me ne ricordo perché mio padre aveva un ristorante con il jukebox, e tu non sai, quando ero piccolino, quanti dischi da jukebox avevo, quelli dove c'era scritto da una parte e dall'altra vietata la vendita al pubblico, perché il lato A c'era un cantante, il lato B c'era un altro cantante. Poi quei dischi, quando ci siamo trasferiti, sono stati buttati via tutti. Peccato. No, Vabbè, che che erano tutti peccato. rovinati, buttati negli scatoloni. Però, allora, un ragguaglio sulla Libia. Ci sono state le primavere arabe, sicuramente in tutto il Nord Africa, quando è stato buttato giù Gheddafi. Però c'è stata una serie di paesi che gli hanno dato una mano alle primavere arabe per buttare giù Gheddafi, perché si voleva togliere all'Italia la predominanza nello sfruttamento degli idrocarburi e ci voleva mettere le mani la Francia e anche la Gran Bretagna. Non vedo errori. Sono pienamente d'accordo. È stata una mossa azzardata, soprattutto voluta da Sarkozy, ricordiamo. Esatto, proprio così. Quello che rideva con la Merkel in conferenza di Berlusconi. È stata studiata quella mossa, Antonino, volutamente studiata. Niente, ti lascio spazio perché so che è un'intervista piuttosto lunga da fare all'Anna Bono, che ci racconta sempre tante cose interessantissime e che andrebbero sentite da tutti, non soltanto da una piccola fetta che siamo noi che ascoltiamo Radio Libertà. Grazie, ciao. Vabbè, ma non ti preoccupare che arriva, caro Marco. Tra l'altro Orietta Berti è di Cavriago, provincia di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna, 9.951 abitanti, e noi, Sava Sandir, salutiamo gli abitanti di Cavriago, salutiamo i paesani di Orietta Berti, salutiamo pure Orietta e chiediamo io, tu e le rose. Ecco, appunto, l'ANSA riferisce un intervento della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola dal palco del meeting di Rimini, signore e signori. E che cosa ha detto la Metsola? L'Europa non è completa, ma il suo destino dipende da tutti noi. Lottiamo per l'Europa, è il mio appello, non sottovalutiamo mai ciò che possiamo diventare. Abbiamo bisogno di un'Europa più forte che promuove la pace. Come ha detto Draghi, la forza economica è il suo soft power, ma non è più sufficiente. Lo status quo non può bastare. Noi siamo davanti al bivio, o cambiamo o siamo destinati all'irrilevanza. O l'Europa è leader o è follower. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare. Gli europei sono per natura innovatori, aspiriamo all'eccellenza, per questo siamo stati protagonisti del progresso globale, ha aggiunto. È terribile quello che sta accadendo a Gaza, dobbiamo lottare, ci sarà una posizione forte del Parlamento europeo anche di condanna? Deve esserci, non abbiamo scelta. La posizione del Parlamento europeo è molto forte, ha risposto Metsola ai cronisti, riguardo alla situazione a Gaza prima di partecipare al meeting. Con questo si sono fatte quasi le 13:16. Io allora vi lascio a questa lunga conversazione con la professoressa Anna Bono. Abbiamo parlato appunto dei corsi di educazione sessuale in Sudafrica che stanno causando non pochi problemi, ma abbiamo anche parlato del rifugiato del Mali che ha ben pensato di dare fuoco al banco del check-in in quel di Malpensa. C'è qualcosa che non funziona e ce lo spiegherà lei. Noi ci diamo appuntamento domani alle 8:30 sulle magiche onde di Radio Libertà con la rassegna stampa, e poi dalle 12 alle 14 sarà ancora Capitanerie di Porto. Grazie per essere stati con noi, ci saluteremo dopo l'intervento di Anna Bono con Fausto Papetti, Anima e Core 1971. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buona giornata e buon pranzo.
E allora io stasera, anzi quest'oggi, ho il piacere di ritrovare la professoressa Anna Bono, vaticanista, africanista, scusi, di valore, ma anche esperta di Vaticano, perché è una persona dal multiforme ingegno. E poi, oltre a questo, insomma, sapete che è una contributor per la Nuova Bussola Quotidiana, ma anche per Atlantico, compare anche su nicolaporro.it e altre testate. Professoressa, senta, io parto da un pezzo che ho trovato sulla Nuova Bussola Quotidiana, in cui in effetti c'è un controsenso. La Chiesa africana contro la diseducazione sessuale a scuola, contraccezione e aborto nei corsi destinati ai bambini. Vescovi e organizzazioni cattoliche in Africa reagiscono. Il risultato non è la prevenzione delle gravidanze, ma una sessualità libera fin troppo precoce. Professoressa, ma che cosa sta succedendo in Africa, dove da sempre, insomma, c'è sempre questo dibattito e da un lato c'è la sovrappopolazione, però la Chiesa, anziché parlare di contraccezione, dice solo praticate l'astinenza, ma l'astinenza non serve a niente, dicono i critici. E allora che succede? È solo che non succede neanche la contraccezione, non funziona neanche la contraccezione. E allora bisogna andare, come sempre, all'origine dei problemi e cercare di capire bene le situazioni. Per quel che l'argomento di cui stiamo parlando, il problema ha molti aspetti, perché uno è quello della crescita demografica, salvo che nel caso della Nigeria in realtà i paesi africani non sono sovrappopolati. Il problema, e di nuovo andiamo all'origine, non è che siano tanti, il problema è che non producono abbastanza, non mettono a frutto abbastanza le risorse naturali e umane, quindi il prodotto interno lordo, la ricchezza del paese non aumenta abbastanza al confronto dell'incremento demografico. Non è neanche solo questo, perché poi in realtà si tratta di paesi, io lo dico da decenni oramai, che sono paesi poveri, sì, sono paesi ricchissimi abitati da tanti poveri, ma di nuovo non perché manchino risorse, ma perché vengono utilizzate molto male, finiscono nelle tasche sbagliate e quindi poi c'è povertà, ci sono problemi effettivamente molto grossi e questo lo sappiamo. Uno è il problema demografico, l'altro è il problema delle gravidanze precoci che sono diventate, non so se in tutti, ma in molti paesi africani sono diventati una vera piaga e delle malattie che si contraggono sessualmente, questo perché mentre una caratteristica delle società africane generale è stata per secoli il controllo della sessualità, controllare la sessualità dei giovani maschi e femmine, anche in modo brutale, per impedire appunto che la procreazione fosse disordinata e i giovani avessero una vita sessuale a loro gradimento, a loro piacere, non subordinata alle necessità economiche ma anche sociali della comunità. E poi invece nelle città questi controlli, peraltro discutibili, ma che comunque una funzione la svolgevano, vengono meno e abbiamo centinaia di migliaia di ragazzine che rimangono incinte mentre vanno a scuola o perché hanno rapporti sessuali con dei coetanei oppure con gli insegnanti o degli altri adulti, e questo comporta, al di là della questione morale, due problemi pratici, se così si può dire, importanti. Uno è appunto la gravidanza precoce di cui di solito patisce le conseguenze prevalentemente, se non esclusivamente, la ragazzina. Molto spesso lascia la scuola, non può più andare a scuola, ci sono dei paesi che addirittura proibiscono alle ragazzine incinte di continuare ad andare a scuola, un provvedimento controverso ma che è stato adottato, revocato a volte, ma comunque che è stato anche adottato. E poi quasi sempre significa che o sono costretta a un matrimonio
d'onore, chiamiamolo così, come si chiamava una volta in Italia, cioè devono sposare il responsabile che piaccia a loro o no, e questo vale per tutti e due, sia per lei che per lui. Oppure invece sono ragazze madri, e quindi la probabilità che, lasciando la scuola ed essendo praticamente sole, finiscano in un crescendo di difficoltà e di povertà, e la probabilità è molto elevata. L'altro è la questione delle malattie, perché la sessualità libera, soprattutto, molto facilmente con malattie, le malattie che si contraggono sessualmente, prima di tutto una vera piaga, perché ormai si concentra in Africa il problema, soprattutto l'AIDS. E quindi abbiamo una serie di problemi che devono essere affrontati, e però da un lato sì, c'è il rigore della Chiesa che è contraria ai metodi anticoncezionali, all'educazione sessuale nelle scuole, soprattutto per come viene fatta. Dall'altra abbiamo in effetti un'educazione sessuale che punta soprattutto su questioni non so come chiamarle, meccaniche, tecniche, imparare a usare gli anticoncezionali, e che però se non si accompagna a una educazione alla sessualità, all'affettività davvero, grandi risultati non li dà. In più, in questa educazione sessuale nelle scuole questo spesso per pressione di lobby LGBT e di alcuni governi, soprattutto essenzialmente occidentali, si accompagna anche alla questione appunto dell'accettazione dell'omosessualità, dell'identità di genere, della fluidità e via dicendo, e su questo non solo la Chiesa, ma la maggior parte degli africani si irrigidiscono decisamente. È molto difficile che gli africani accettino l'omosessualità per una serie concomitante di motivi, e quindi c'è anche quest'altro aspetto che crea tensioni e dibattito, ma anche reazioni. Sottolineo, non soltanto da parte della Chiesa cattolica, delle autorità religiose in generale, che si tratti di Chiesa cattolica, protestante, evangelica, qualunque cosa, ma proprio anche da parte della popolazione molto allarmata, perché vede nell'omosessualità, un pericolo, una minaccia, e allora lì diventa è un aspetto particolarmente spinoso, e allora sollecita addirittura dei provvedimenti che ai nostri occhi comunque appaiono come dire, in certi casi addirittura inaccettabili. Cioè, si arriva in Nigeria, credo, di sicuro in Uganda, in casi estremi, di estrema gravità, a contemplare la pena capitale per comportamenti sessuali con determinate aggravanti. E comunque l'unico paese che ammette il matrimonio tra persone dello stesso sesso, che io sappia, è stato e continua a essere il Sudafrica, mentre tutti gli altri paesi vigorosamente lo rifiutano e lo negano. E dicevo questo, però questo è un aspetto davvero spinoso, perché noi non siamo abituati a pensare che un comportamento sessuale, che lo approviamo o no, possa essere sanzionato. Da tempo si è deciso diversamente in Italia e in altri paesi occidentali, e quindi l'idea di una persona che va in prigione, condannata a anni di prigione per comportamenti inappropriati, inaccettabili in pubblico, essenzialmente l'omosessualità, ci irrigidisce,
e allora lì diventa difficile capirsi e trovare delle soluzioni che non ledano i diritti fondamentali delle persone omosessuali, ma allo stesso tempo tutelino la richiesta, ripeto, della maggior parte degli africani al momento attuale di mettere un freno e per carità non incoraggiare, ma mettere un freno ai comportamenti omosessuali, che sono visti come questo perché per secoli e tuttora per gli africani la procreazione è un diritto e un dovere primario, sono visti come una minaccia e sono in effetti, anche se si tratta di percentuali piccole, una minaccia rispetto a un progetto di vita che ha bisogno, individuale e collettivo, che ha assoluto bisogno della garanzia che i giovani procreino e diano continuità alla famiglia, alla comunità. E questo per motivi culturali, per motivi morali, ma anche per questioni pratiche. Le faccio un esempio che forse non viene in mente a chi non conosce le realtà africane. Tuttora, per la maggior parte degli africani, avere dei figli che ne dicano chiesa o governo o chiunque, che ne dicano cercando di convincere che bisogna mettere un controllo, un freno, una limitazione alla procreazione. Ecco, la maggior parte degli africani questo non lo accettano perché per la loro esperienza, se non hanno figli e se questi figli non diventano adulti, il loro futuro da anziani, il loro futuro nella vecchiaia è compromesso, è seriamente minacciato. Questo perché nella maggior parte dei paesi africani previdenza sociale, pensione sono parole quasi sconosciute. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E allora una persona che non ha figli, che fine fa quando diventa anziana, quando si invalida, quando avere figli continua a essere l'assicurazione, il tentativo di assicurarsi non solo il proseguimento della famiglia, che è importante in termini sociali, in termini anche morali, ma assicurarsi una vecchiaia dignitosa. Certo. E vai a spiegare l'importanza di controllare le nascite e di usare gli anticoncezionali a persone che oltretutto nella loro esperienza di vita sperimentano anche il fatto che è molto probabile che non tutti i figli che si generano arrivino a diventare adulti. Chiaro. Professoressa, senta, ma c'è una, diciamo così, posizione intermedia, una soluzione di compromesso che può aiutare a uscire da questo impasse? Beh, dovrebbe esserci un impegno più serio, più determinato. I governi africani non è che si preoccupino poi così tanto di questi aspetti. E poi è un problema, in effetti, è un complesso di problemi grosso, con tanti aspetti culturali, economici, morali, sociali, che andrebbero considerati. Però, tanto per incominciare, in effetti io sfaterei
questa preoccupazione per la crescita demografica, soprattutto in questo senso, se si lavorasse veramente allo sviluppo di un ceto medio, allo sviluppo dei paesi africani, va da sé che le famiglie, le coppie deciderebbero di avere meno figli, cosa che è successa nella storia dell'umanità dappertutto. Persino chi emigra in Europa nel giro di qualche, non dico di qualche anno, ma molto presto cambia, parlo di una coppia per esempio, che ne so, di turchi che vanno a lavorare in Germania, partono dall'idea di avere tanti figli quanti ne vengono, e poi però se si integrano, se trovano lavoro, allora poi cominciano a ragionare, a progettare la loro vita, quella dei loro figli, in un altro modo. Intanto non hanno così bisogno di avere dei figli che provvedano loro poi in futuro. In compenso i figli diventano un onere, un impegno economico che va affrontato per garantire un futuro alla famiglia e ai figli. E automaticamente, questo è già proprio, basta leggere i dati a disposizione, automaticamente decidono di avere meno figli. Da 5 passano a desiderarne 2 e poi magari ne arrivano 3 e poi basta. E quindi il problema, capisci quanto è grande, perché si risolve se c'è una crescita economica, se c'è stabilità, se c'è sicurezza, se c'è sicurezza sia dal punto di vista delle condizioni materiali, ma non solo. E quindi il problema si sposta tutto da un'altra parte. Capito. Professoressa, senta, proviamo a spostarci adesso un momento qui in Italia. La settimana scorsa ha fatto abbastanza scalpore il caso di un maliano rifugiato nel nostro paese, malgrado l'apposita commissione avesse detto di no, ma i giudici avessero detto di sì. Questo signore, dopo 10 anni, aveva pensato di imbarcarsi con un passaporto falso per l'Arabia Saudita, non lo hanno fatto salire, ovviamente, sull'aereo, è tornato l'indomani con una mezza bottiglietta di benzina e ha dato fuoco a un banco del check-in. Al di là delle considerazioni sul fatto che uno possa entrare dentro un aeroporto intercontinentale come Malpensa con la benzina dentro, vabbè, lasciamo stare questo argomento. Ecco, è il martello. Ma lasciamo stare. Però dico io, cioè, questo qui come fa a circolare 10 anni libero e tranquillo? Il problema è che lui è arrivato nel 2015, se ho capito bene, dalla Francia, ha chiesto protezione internazionale e questa, chiedere asilo è la parola magica che usano praticamente tutti per non essere fermati alla frontiera e respinti. Ha chiesto protezione internazionale sostenendo di essere fuggito, ovviamente non dalla Francia, ma tempo prima dal Mali, e l'ha ottenuta. Qualcuno gliel'ha data. A quel punto il suo diritto di rimanere in Italia per 5 anni, perché non so se gli abbiano dato subito protezione sussidiaria o status di rifugiato, sta di fatto che ha avuto il permesso giustamente di rimanere in Italia. Nel 2019, quando il suo caso è stato rivisto, riesaminato come si deve fare, la commissione territoriale incaricata di farlo ha invece accertato che non aveva i requisiti per ottenere lo status di rifugiato. Siccome però dal 2013 l'Unione Europea ha adottato un'altra forma di protezione internazionale che si chiama protezione sussidiaria e si dà alle persone che, anche se non hanno diritto allo status di rifugiato, però si ritiene che se rimandate in patria correrebbero dei rischi concreti, reali e gravi per la loro sicurezza, per la loro integrità, o perché c'è una situazione di violenza generalizzata o per qualche altro motivo, ecco che gli è stata data protezione sussidiaria. Questo nel 2019. Ecco.
Tanto per Cioè caso. mi scusi, non gli è stata data la protezione sussidiaria. Appunto, Il s'era punto detto è che di lui, no. solo che lui, come fanno praticamente tutti, grazie al fatto che possono godere del gratuito patrocinio, e poi tra un momento magari precisiamo di che cosa si tratta, Sì, prego. lui ha fatto ricorso, assistito da degli avvocati, ha fatto ricorso in Cassazione, come era suo diritto. La Cassazione 2 anni dopo, nel 2021, gli ha dato ragione, quindi ha affidato al Tribunale di Milano la revisione della sua richiesta di asilo. E il Tribunale di Milano, nella persona di un giudice, invece gli ha dato ragione. Gli ha dato protezione sussidiaria che dura 5 anni, e quindi eccolo che lui avrà diritto probabilmente di rimanere in Italia fino al 2027. Gratuito patrocinio che cos'è? I cittadini italiani hanno diritto al gratuito patrocinio quando hanno un reddito inferiore a una certa cifra. Di recente è stata portata a poco più di 13.000 euro. Ovviamente lo devono dimostrare. I cittadini stranieri, anche quelli irregolari come in questo caso, ne possono usufruire anche loro, con la differenza però che ci sono difficoltà per accertare qual è il suo reddito nel paese da cui è partito. Il cittadino dovrebbe rivolgersi al proprio consolato per ottenere l'equivalente dell'ISEE, ecco, intendiamoci. Difficilmente gli arriva. Sta di fatto che basta che lui possa dimostrare di essersi rivolto al proprio consolato, alla propria ambasciata, per avere i dati relativi al suo reddito, e già questo, praticamente con un'autocertificazione, questo gli dà diritto al gratuito patrocinio. Olè. Già. E quindi lui ha ottenuta lo status non di rifugiato ma protezione sussidiaria. Io poi non so che cosa abbia fatto. Quello che poteva sicuramente fare, su questo non ci sono dubbi, è essere accolto in un CAS, cioè in un centro di accoglienza straordinario, perché i CAS, che sono tantissimi in Italia, ospitano decine di migliaia di persone, sono stati istituiti parecchi anni fa proprio per ospitare in sicurezza, dando vitto, alloggio e tutto ciò di cui può aver bisogno una persona senza mezzi, alle persone che chiedono asilo e sono in attesa di sapere che cosa gli succede. Questo, mi scuso, questo nel periodo precedente all'esame definitivo del suo caso, della sua richiesta di asilo. Dopo è scattato, e non so se ne abbia usufruito, ma potevo usufruirne, invece il diritto di entrare in un SAI. I SAI sono i centri dove vengono ospitati per almeno 6 mesi, un anno, a volte anche di più, le persone che effettivamente hanno ottenuto o lo status di rifugiato o protezione sussidiaria, o comunque un altro permesso di soggiorno che gli permette di rimanere in Italia legalmente. E ripeto, non so se ne abbia usufruito, ma di questo ha avuto diritto. E poi arriviamo quindi all'oggi, e di tutta questa accoglienza, e la ricostruiamo. La commissione territoriale che esamina e riesamina la sua situazione, il diritto a ricorrere se l'asilo non gli viene dato, nel frattempo il diritto a essere ospitato prima in un centro, in un tipo di centri, poi in un altro. Ecco, di tutto questo l'esito è che siamo davanti a una persona che un giorno è entrata in un aeroporto con un martello e con della benzina e ha dato fuoco a un terminal, e è il fallimento di un sistema che dovrebbe dare delle opportunità che evidentemente non tutti colgono, perché le opportunità ci sono, tra l'altro con costi elevatissimi. Soltanto il gratuito patrocinio vuol dire decine di milioni di euro ogni anno.
perché naturalmente siccome niente è gratis, non lo paga il richiedente asilo, le spese legali non le paga il richiedente asilo, ma le paga lo Stato italiano, cioè lei, io e tutte le altre persone che diligentemente, obbligatoriamente pagano le tasse. E quindi io ho meditato in questo articolo su questo. Una persona che è stata accolta, ha avuto a disposizione risorse, opportunità per anni, perché siamo nel 2025, e l'esito di tutto questo, di tutte le persone che si sono dedicate a lui. Pensi che le commissioni territoriali sono 20 in tutta Italia. Il ministro Salvini, quando era ministro dell'Interno, le voleva raddoppiare proprio per affrettare l'esame dei casi, poi forse evidentemente non è successo. Comunque sono commissioni che lavorano a tempo pieno, data la quantità di casi da esaminare, composte da 4 persone, affiancate poi da mediatori culturali e interpreti di cui c'è quasi sempre bisogno. Insomma, risorse finanziarie, risorse umane, un impegno iniziato 10 anni fa per finire in questo modo. La questione è che se fosse un caso uno, dice vabbè, in questo non ne ha approfittato, qualcosa è andato storto e purtroppo l'esito è questo. Ma sono tante, sono tantissime, lo vediamo sul territorio italiano, le persone più o meno nella stessa situazione. Persone che poi finiscono nell'illegalità, finiscono nella clandestinità, o finiscono a continuare a vivere un po' di espedienti, un po' di assistenza pubblica, un po' di assistenza privata, e non parliamo poi di chi arriva minorenne, dove i costi di assistenza, di affiancamento sono più che raddoppiati, perché si cerca di dare veramente tutto il possibile a questi ragazzini, e poi vediamo nei programmi televisivi i centri, magari, spero non tutti, ma tanti in cui sono ospitati, che invece ospitano dei ragazzi che, mi viene in mente il caso di Udine perché è stato documentato, ragazzini che sì, sono nel centro, vivono lì, dormono lì, però non è una prigione, quindi possono andare a venire e poi escono per andare a spacciare, e sono ancora, e forse non sono ancora i casi peggiori. E allora fa riflettere su quanto impegno, quante risorse, i miliardi, da un lato i miliardi e dall'altro proprio le risorse umane di gente che si dedica a questo pensando di far bene o perché o per proprio interesse, ma spesso io ne ho conosciuti tanti di mediatori culturali e di altre persone addette, assegnate a prendersi carico e cura di chi arriva illegalmente, che lo fanno pensando che sia giusto e che si debba fare e che sia un diritto di chi arriva, e invece in tantissimi casi il sistema non funziona, ma sottolineo, si tratta di un sistema assistenziale. Qualcuno che ha letto il mio articolo di cui lei stava parlando l'ha proprio sottolineato e mi ha fatto piacere, un sistema assistenziale creato dal nulla, così articolato. Poi ci sarebbe molto altro da dire sulla complessità di questo sistema, e che è un sistema assistenziale costoso, che nella maggior parte dei casi dà risultati, per usare un eufemismo, insoddisfacenti, anche perché il risultato dovrebbe essere che quella persona assistita per anni, a cui si dà protezione internazionale o permesso di soggiorno per motivi speciali di carattere umanitario, si integra prima di tutto nel senso che trova lavoro, e poi pian piano si assimila nella nostra società. E il primo punto dolente è proprio il lavoro.
sia perché arrivano persone magari neanche tanto motivate, ma mettiamo pure che arrivino invece tutte persone piene di buona volontà, e già la maggior parte di loro non parla italiano. Già. E poi soprattutto, e quindi già un ostacolo mica da poco. E poi un sistema sano di immigrazione, ed esiste, e anche l'Italia ha gli strumenti, è il sistema per cui c'è una domanda e un'offerta di lavoro. Quando invece arriva gente a caso, che magari era penso a casi concreti, magari aveva delle mucche e un piccolo allevamento di bestiame, oppure invece era un contadino, oppure lavorava con lo zio che commerciava in generi alimentari e via dicendo. Quel che sa fare non è detto che risponda alle richieste del mercato di lavoro italiano, come minimo, ecco, ma il primo problema è comunque quello della lingua, e tra l'altro la dice lunga. Io l'ho scritto nel mio primo libro proprio sulla questione dell'immigrazione illegale. Tradizionalmente, normalmente, una delle caratteristiche dell'emigrante in cerca di lavoro all'estero è scegliere, se può, di andare in un paese dove si parla la sua lingua. Certo. E proprio storicamente è così. E invece anche qua, ma questo sistema alla fine ha fatto il suo tempo. The Economist ha detto era roba concepita all'epoca di Stalin, adesso non è più cosa. E quindi con che cosa possiamo rimpiazzare questo sistema che ormai ha dimostrato di essere in fondo fonte di abusi? Ma io devo dire che finalmente i segnali, soprattutto parlo dell'Unione Europea, i segnali che il tempo sta scadendo ci sono. Sempre più ci sono proposte o propositi di mettere fine all'immigrazione illegale, perché l'immigrazione illegale non giova a nessuno, e tra l'altro non giova veramente a nessuno, salvo casi del tutto eccezionali. I segnali ci sono. Il problema ha visto, è appena sbarcata di nuovo una nave. Sì. Il problema è riuscire a smantellare un sistema di un apparato che vede soggetti molto diversi, che ha tutto l'interesse a mantenerlo, e che questo interesse difende con ragionamenti ideologici. Appunto. E lì ed è soprattutto ci vuole una pazienza che non abbiamo più, perché una situazione così non si risolve, o si può risolvere brutalmente e anche in modo spietato per chi poi nell'ingranaggio ci rimette, prendendo delle misure assolutamente drastiche, oppure ci vuole tempo. Perché di nuovo, come nel caso di cui parlavamo prima, come affrontare la demografia e gli altri problemi insorti negli ultimi anni in Africa a causa di certi cambiamenti culturali, la situazione intanto è radicata, è complessa e va presa dalla parte, per il verso giusto, e prima di tutto ci vuole il riconoscimento sacrosanto che emigrare illegalmente in modo irregolare è illegale. Tra l'altro è un modo pessimo, anche la persona che parte con tutte le buone intenzioni, è veramente un modo pessimo di incominciare una nuova vita, perché vuol dire entrare in un paese, dichiarare il falso per non essere mandati via e poi di lì avviare un processo. Però quello che è mancato in questi anni drammaticamente è la volontà di personalità e organismi autorevoli di prendere questa posizione, tra l'altro in modo del tutto incomprensibile, perché
se si parla di immigrazione illegale in qualunque altra parte del mondo, si ammette che è un problema e che non va ammessa, non si deve ammettere. È legittimo che si dà per legittimo che ne so, chi cerca di entrare irregolarmente in Kenya, è giusto che venga fermato dalle autorità del Kenya e respinto, perché non ha i documenti, perché non si sa che cosa fa. E difatti, tra l'altro, il Kenya ha delle regole rigidissime per ammettere, e si ritiene giusto, fa parte dei doveri, non solo dei diritti, ma dei doveri di uno Stato. Uno dei motivi per cui lo Stato ha ragione di esistere è proprio quello di proteggere i confini e la sicurezza e l'ordine pubblico. Quindi vale per il Kenya, vale per il Perù, vale per... l'unica situazione in cui non vale è quella di chi, partendo da qualunque parte del mondo, ha intenzione di raggiungere illegalmente l'Europa. Ed è assurdo. Però è da anni che, ripeto, anche personalità e organismi autorevolissimi, sia dal punto di vista morale che dal punto di vista politico, hanno insistito su e faccio anche dei nomi, le Nazioni Unite per prime. Infatti. C'è da ripensare anche, diciamolo chiaramente, un assetto totale del mondo e soprattutto delle ONG, delle grandi organizzazioni internazionali, non solo delle ONG, ma soprattutto delle organizzazioni internazionali in merito alla loro attività nel mondo e i danni che possono causare, vedasi appunto le scelte sbagliate dell'ONU. Professoressa, senta, ci avviamo alla conclusione di questa chiacchierata ringraziandola del suo tempo. Ora comincia settembre. Quale sarà secondo lei il problema più impellente nella sua Africa? Nella mia Africa, intanto il problema irrisolvibile, ma nel medio periodo, nel breve periodo, è quello del Sudan, che è la situazione più drammatica, in guerra da 2 anni e mezzo, con questi 2 generali spietati che continuano a oltranza a combattersi, incuranti, anzi usando la popolazione. Lì sì, veramente si parla di fame come arma di guerra, e poi e questo come situazione limite di un paese particolarmente in difficoltà, di una popolazione particolarmente in difficoltà, e sarà ancora peggio nei prossimi mesi. 2 problemi che io seguo molto, perché molto diversi, ma anche se con qualche concatenazione. Uno è il jihad. Non ci si rende abbastanza conto di quanto il terrore... Non ci si rende abbastanza conto, perché distratti da altri scenari, di quanto l'integralismo islamico, il jihad, la guerra santa islamica, i gruppi islamisti siano penetrati e profondamente radicati in Africa. Non soltanto in Nord Africa, non soltanto nel Sahel e nel Maghreb, ma ormai in molti paesi dell'Africa subsahariana, giù fino al Mozambico dal 2017. Questo è un problema globale gravissimo, con delle ripercussioni e con un peggioramento della situazione, perché per esempio 3 paesi, il Mali, il Niger e il Burkina Faso, hanno deciso di fare a meno dell'Occidente e di affidarsi alla Russia, ma da quando sono 3 regimi militari, da quando questo è successo la situazione è degenerata con conseguenze per la popolazione gravissime. E l'altro problema, io non sono un economista, per cui lo osservo, ma avrei io stessa bisogno di aiuto, è quello del debito estero di questi paesi. Un accumulo, perché continua ad aumentare e sta incidendo anche paesi come il Ghana, come
il Ghana e il Kenya erano i due fiori all'occhiello dell'Africa occidentale e dell'Africa orientale, modelli di stabilità politica, stabilità economica. Il Ghana è uno dei paesi che hanno dichiarato default di recente, insieme all'Etiopia, altra grande potenza, e poi anche allo Zambia. Il Kenya l'anno scorso l'ha evitato, ma con un prestito a condizioni molto molto pesanti, e le conseguenze sono sempre più gravi, anche perché i prestiti continuano a essere rinegoziati e concessi di nuovo, e si accumula un debito che è un onere che poi si riversa sulla popolazione, perché poi mancano i soldi per i servizi, per le infrastrutture e via dicendo, si devono aumentare le tasse, e allora esplode la rabbia della popolazione. E soprattutto però anche lì si dà credito, e quindi si incoraggia la narrazione che i governi africani hanno diritto a prestiti, o addirittura meglio ancora sarebbe a titolo di dono, ma che arriva anche quello, perché l'Africa è povera, perché risente ancora dei danni inflitti al continente dalla tratta transatlantica degli schiavi, dalla colonizzazione europea, e in tempi postcoloniali dal riscaldamento globale. 3 fenomeni di cui è colpevole l'Occidente ricco e che quindi deve rimediare investendo in Africa, concedendo prestiti e via dicendo. E di nuovo una situazione analoga alle altre due di cui abbiamo parlato. Si sposta l'attenzione, ovviamente l'attenzione è al problema in sé, ma si spostano l'individuazione delle cause su questioni sbagliate, e quindi poi, se non si capisce che cos'è all'origine di un problema, è veramente difficile che si trovi il modo di risolverlo quel problema. La parola, io la chiamo l'elefante all'inglese. C'è un elefante nella stanza, dicono gli inglesi quando non si parla tale. La cosa fondamentale per quel che riguarda la Esattamente. Professoressa, allora, grazie al suo tempo e al piacere di risentirci presto. Grazie a lei.